Forse è arrivato davvero il momento di unirsi all'Italia, per vedere se qualcosa cambierà. Cambiare? La verità è che questa terra fa gola a tutti. Montagne di tasse, popolo oppresso, odiato invasore. Eppure no, non è il Veneto di oggi, è quello del 1866, dove, come in un mondo al rovescio, quello Stato italiano che oggi, secondo i fermenti indipendentisti, strema i veneti, allora veniva visto da molti come un possibile approdo di salvezza. È uno degli spunti narrati nella pellicola storica Il Leone di Vetro, prodotto da Venice Film e diretto dal regista napoletano Salvatore Chiosi. Tra gli interpreti, alcuni volti amati di casa nostra. Non un solo no nel mio paese. Questo è il mio desiderio. C'era un senso d'appartenenza fortissimo nei veneti e questo è una delle cose che ben si capisce in questo film, anche se poi vedremo nel film che le famiglie si dividono, chi è pro e chi è contro. San Polo di Piave e le vigne del Raboso sono protagonisti dello scenario, Borgo Malanotte, ma anche Verona, Venezia. Qui, accompagnati dalle note della colonna sonora premiata di Pericle Odierna, si muovono le famiglie Biasini e Querini, tra passioni e tensioni sociali, tra i sì e i no al plebiscito. Jacopo vuole l'indipendenza, il fratello Marco è innamorato dell'idea dell'Italia. Come tutti gli innamorati, anche quando succede qualcosa che potrebbe fargli cambiare idea, lui non se ne accorge, come cieco agli eventi e lo sarà fino alla fine. Ci sono state pressioni di questo tipo da parte del potere costituito e a noi questo non ce l'hanno detto a scuola, non è stato certo un bell'inizio, insomma. Nel film anche i bravissimi Vasco Mirandola e Carla Stella. Chi è più bandito? Basta! Per favore, basta! Una famiglia sfasciata. Venite a vedere Il Leone di Vetro perché è un pezzo di storia che è stata raccontata dai libri in modo diverso da come è andata veramente, perché spero che vi possa piacere, anzi sono sicuro che vi piacerà.